senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha... Amici, bentrovati, questa è la nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi saremo a Cagliari e saremo a Cagliari per conoscere un ragazzo sardo, esattamente di Serramanna. Lui vive per strada, vive in via Roma a Cagliari, non ha lavoro e per campare chiede praticamente l'elemosina. Andiamo a conoscere la storia di questo ragazzo. Un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Approfittiamo, sai, siccome in tutte le città comunque ci sono sempre dei problemi, oggi siamo qui in via Roma di fronte al Consiglio regionale della Sardegna. Come ti chiami? Io, Virgilio. Da dove arrivi? Da Serramanna. Da Serramanna. Da Cagliari. Quindi sei a 2 passi da Cagliari. Ok, sì. Qual è il tuo problema? E mi hanno fatto anche il foglio di via. Perché, Da Cagliari? perché faccio questo lavoro? No, aspetta. Cioè tu perché fai questo lavoro ti hanno fatto il foglio di via? Sì, E tu perché fai questo lavoro? perché non ne ho altro. Cioè non trovi lavoro? No. Quindi per campare chiedi soldi alla gente? Sì, Virgilio, meglio. perché? Cioè non trovi lavoro? Hai provato a cercare un lavoro? Sì. Ma questo è un problema anche di loro, secondo me. E parte tutto da lì. E non è solo un problema mio, è un problema un po' comune. Fammi capire Virgilio, allora, tu arrivi da Serramanna e per vivere cerchi di camparti chiedendo dei denari ai passanti qui in via Roma. Meglio. Te li danno i soldi? Pochi? Delle volte no, delle volte sì. E tu con questi soldi che ci fai? Ci mangi? Ci mangio, Non ci c'è una vivo. famiglia che ti dà una mano? Ce l'ho la famiglia, però Vivi per i cavoli tuoi e preferisci... sono problemi. E non hai trovato Vabbè, lavoro? Ma come dove ce l'hai li abbiamo cercato il tutti lavoro? noi. Dove l'hai cercato il lavoro? Tanti posti, Tipo, fammi- ristoranti Come perché io- cameriere? sì. E non hai trovato lavoro? No. Che ti dicono quando vai nei posti e chiedi di lavorare? Boh. Dicono dico- no, non mi piaci. No, non c'erano la faccia di dirti così. E allora che ti dicono? Niente, che non serve personale, che sono incasinati anche loro col lavoro. E Ma quindi... tu dove dormi, Virgilio? Io sotto Sotto il cielo. sono sotto i portici, dove è riparato. Dove ripari? Cioè tu vivi così, dormi sotto... Quanti anni hai? 30, 30 anni. 29, Vivi sotto i portici. sì. A Cagliari. Sei di Serramanna, non vai d'accordo con i tuoi genitori. A Serramanna c'è meno lavoro di qua, molto meno. E allora siamo di fronte, al nostro spazio c'è il Consiglio regionale della Sardegna. Vuoi, non so, chiedere qualcosa alla nostra regione? Ti vuoi lamentare di qualcosa? Un aiutino, un piccolo aiutino per noi, per tanti noi, tanti, siamo in tanti, non siamo in pochi, siamo in tanti. In quanti siete a Cagliari? Secondo me saranno una centinaia Un centinaio di ragazzi? tra sardi, italiani, stranieri, una azzurra, siamo in tanti. Quindi il problema è che non c'è lavoro, che i tuoi vivono a Serramanna, tu non vai d'accordo con i tuoi, stai a Cagliari, vivi come capita sotto i portici e ti fai dare una mano dalle persone che possono darti una mano. In più curo anche i miei problemi personali perché sono sovrannato anche qualche malattia, Tipo? così. Problemi allo stomaco, al fegato, ai polmoni,
perché si fuma, si beve, si mangia troppo, quando vivi in strada non hai un modo per regolarti, cioè, perché se c'è sempre il Virgilio, ma te lo chiedo giusto, ma c'è un qualche problema di droga, faccio un esempio? Chiedo, è una domanda, eh? No, per me no. Niente, No. è solamente un problema dello star bene con se stessi Sì. e vivere al di fuori da quello che è la routine familiare, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il problema? Sì. È solo questo il problema? È grosso però, Quindi se Grosso tu avessi la problema. possibilità di chiedere alla Regione Sardegna di fare qualcosa per te, tu chiederesti semplicemente Ma un non lavoro? solo per me, ma per me, guarda. Io dico per molti altri che stanno magari anche peggio di me. Sicuramente. Ci stanno anche molti altri che hanno famiglia, hanno bambini. A quelli lì bisognerebbe pensare anche. Cioè, quindi oltre persone come te che magari sono sole e scelgono anche in qualche modo di fare questa vita un Certo. po' individualista, diciamo, tra virgolette, tu mi dici che ci sono anche persone che hanno famiglia e che vivono queste problematiche. Sì, E quelli sì, che hanno sì. famiglia e hanno figli come fanno a campare e andare avanti nella vita? Tirano a campare. Io li vedo gente che lavora come magari anche i fruttivendoli. Cioè, sono persone che, io li vedo delle volte che secondo me penso che stanno anche peggio di me. Con tutte le cose che ci stanno sovrastando a noi, tramite i problemi di droga che stavi dicendo te. Però io vedo che tu c'hai, perdonami Virgilio, hai qui per gli spicciolini, Ehi. però c'è anche il vino appresso. Vabbè, non è vino, può essere vino come non lo può essere. Può Cos'è? essere Fammi anche sentire, te. fammi odorare, Aspetta. fammi sentire fammi sentire, vediamo un Lo po'. puoi anche assaggiare, guarda. Questo è vino buono, Ma quando mai? ma quando mai? Ma scusa, tu vivi È in vino giro per la strada, cartoni. ascoltami, tu vivi in giro per la strada cercando i soldi e col vinello in mano. Adesso sto andando a prendermi un panino però. E adesso vai a prenderti un panino con quei pochi soldi che c'hai. Sì. Virgilio, allora, cosa ti posso dire io? Io spero che tu trovi un lavoro, che molli il vino e che smetti di andare in giro per la strada. Chi è che non lo beve il vino? Io l'ho bevuto anche poco fa il vino. E allora, visto? Ma che c'entra? Ma mica per la strada così, scusa, Vabbè, io vivo qua e cosa devo fare? Dove vado a bermelo? Mi devo nascondere per bermi un È bicchiere meglio una bottiglia di vino. tè, una bottiglia di acqua, una bottiglia di Coca-Cola, una bottiglia di bevo aranciata, anche quello, io bevo un succo tutto. di ananas. Io bevo tutto. Virgilio. Allora io spero, tu hai 30 anni, spero che nella vita tu possa avere tutta la fortuna. Cosa sei in televisione? Questa va in così. televisione, su Teleregione. Vabbè, Tu mi direi, maledizione, il giorno che ti ho incontrato Paul De Santi. No, io come si chiama lei? mi chiamo Paul, ciao. Ciao Virgilio. Piacere. Allora io spero che quanto prima tu possa ritornare a Serramanna dai tuoi genitori, che la famiglia è sempre importantissima. Spero che tu vada via dalla strada, spero che tu smetta di bere e che cerchi soldi così, ma soprattutto spero che tu ti trovi un lavoro. Ce l'hai la fidanzata? E lei che ti dice? Niente, stiamo aspettando di andarcene via a casino a lavorare. Virgi, come si chiama la tua fidanzata? No, non lo dico. Non si dice. Non si dice. Grazie. Vieni qua. Un sardo di Serramanna, io spero che non ci siano amici come lui in giro ancora buttati per la strada, per scelta, per necessità, io questo non lo so, a Virgilio non glielo chiedo, anche se in qualche modo gliel'ho chiesto, però spero che nella vita si possa ottenere qualcosa di più, con la ragazza, la fidanzata, la famiglia, figli, un lavoro che ti sostenga e tanta fortuna. Ciao Virgilio. Grazie. Ciao. Ciao. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare
senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.